Pendolari delle truffe che per non essere intercettati dalle forze dell'ordine partivano all'alba da Napoli per raggiungere diverse città italiane dove si trovavano le loro vittime di turno intercettate su internet e dopo averle raggirate nel tardo pomeriggio rientravano a casa in Campania. Ma i piani di tre napoletani di 28, 31 e 35 anni, tutti pregiudicati, sono stati interrotti dai carabinieri del nucleo operativo di Castelfranco che qualche giorno fa durante un controllo hanno fermato un'auto risultata poi noleggiata nel capoluogo campano con a bordo i tre. Nel bagagliaio della vettura i militari hanno trovato vari oggetti, il risultato di tre truffe messe a segno quella stessa mattina nella Castellana. La prima ai danni di un giovane imprenditore dell'Asolano che aveva ceduto ai tre un orologio del valore di 6.500 euro. Il secondo raggiro ha visto come vittima una 52enne di Castelfranco che aveva messo in vendita una ventina di bottiglie di whisky pregiato per 14.000 euro. La terza truffa nei confronti di un imprenditore veronese dal quale i tre avevano acquistato un Rolex per 6.500 euro. Tutte e tre le vittime al momento della cessione degli oggetti si sono viste consegnare degli assegni risultati poi essere falsi. Il modus operandi dei tre napoletani era sempre lo stesso. Inizialmente contattavano sui siti di acquisti online facoltosi cittadini che mettevano in vendita oggetti di valore. Dopo una prima contrattazione in rete fissavano un incontro al quale si presentava personalmente uno dei tre in abiti eleganti che concludeva l'affare consegnando al malcapitato un assegno falso. A quel punto insieme ai complici nel tardo pomeriggio rientravano a Napoli e così stavano facendo anche qualche giorno fa, ma lungo il tragitto verso casa hanno trovato i carabinieri che hanno deferito i tre in stato di libertà per truffa e ricettazione. Le indagini però non si fermano, coinvolgendo anche altri comandi si cercherà di ricostruire l'azione dei tre e di identificare altre possibili vittime.